salida e mu va un sonno d'università temos la pena no agita. Allora, saluto a tutti. Oggi ma continua non a vola, ma piuttosto abbiamo fatto un'apertura non a un mondo, non a un Mediterraneo, a Francia, e diremo un mondo usano, posto che un mittore in scena assai conosciuto, che è d'origine inglese, che si chiama Peter Brook, che ha rivoluzionato il teatro in Francia e nel mondo, ce l'ha detto, perché è diventato un esempio per tutti i creatori e tutti i attori e tutta la gente che fa questo mestiere. Ha scritto libri magnifici, uno che si chiama L'espace vide e l'altro che si chiama Point de suspension. Vuol dire che è un attore che ha anche lavorato con il bogo e il gioco e di noi lo spazio iodo, come l'attore può fare creazione di onda, impartendo in onda. E ha creato una pezza in 1985 che si chiama Mahabharata. E Mahabharata l'ha proposto in Avignon, dans le festival in 85, e è un'epopea di ore, e quindi diremo usogabu opera. E 30 anni dopo ne va uno più minimalista, da bene più di un'ora. Ha concentrato e ha fatto quest'opera lunga, ha fatto una piccola opera, ma diremo intensa e meravigliosa. Allora, Mahabharata, come le dicono gli indiani, è una foresta infinita, un'epopea di una guerra gigantesca tra due famiglie per il possesso di una città che è oramai distrutta dall'acqua di Gange. Gange è un fiume che corre e una foresta, sta foresta diremo, è attraversata da faule, da balesi, da racconti segreti, di un lungo poema che si può misurare, dicono che il Mahabharata è quanto 15 volte la Bibbia. Allora, sta dimostrando che 274.778 versi, di un immenso conto di meraviglie, di spavento in noi, è scritto da un XIV secolo, non a Gesù Cristo, e diremo è stato compiuto al III secolo dopo Cristo. Allora, perché aveva ribiato quest'opera gigantesca 30 anni dopo? Allora, Peter Brook dice perché che campiamo in un'epoca in cui tutto cambia. A ora queste periodi di cambiamento sono creativi assai. L'alba d'un'era nuova è positiva, ma oggi saremo piuttosto in davalada. Tutto sprofonda di per tutto. S'alternanza di temi di costruzione e di costruzione è il grande tema di Mahabharata, secondo il quale la vita dell'umano si sbugina in 4 grandi età. Oggi campiamo in l'età di Gali, che è quello dell'oscurantismo, dopo l'età d'oro, d'argento e di ferro. Come va per un bene che a distruzione e a dappertutto tra terrorismo, a guerra in Siria e le sue conseguenze tremende. Quindi diremo ciò che lo consente Peter Brook e ciò che lo rimarca e ciò che lo vuole mostrare di radio in questo spettacolo. Principia sta novella bezza a fine di guerra sterminatrice che ha stirpato milioni di guerrieri. Come tutti i conti arcaici, la guerra è nata da una litiga familiare. L'opposizione accanita tra i 100 fratelli Kaurawa condotti da un fratello più grande. Allora, il fratello più grande è Duryodhana e i 5 cugini, i Bandawa, che sono stati condotti
da primunado che fidiam Yudhishthira. Yudhishthira. Appena i figli la dilla. I 100 fratelli sono morti, ha vinto Yudhishthira, e Peter Brook dice, come regna, come droit a base, quando il campo di battaglia è coperto di tutti questi morti, come campa con suo rimorso che ci rode l'anima. Tutte queste questioni sono poste da Peter Brook e di veramente diremmo un'opera magnifica, un'opera poetica e veramente se avete l'occasione di vederla non internet e non Facebook, il lavoro meraviglioso di Peter Brook, che oggi è 90 anni. Vi ringrazio. Allora, Emma parla d'un altro mettore in scena, lo guide americano, che lavora assai in Francia, che ha fatto un lavoro meraviglioso alla Comédie Française non ta evole, si chiama Robert Wilson, lo chiamano Bob Wilson, e lui ha messo in scena 19 faule che l'ha scelto, animalesche quasi tutte, fra le quali le più famose sono che noi conosciamo tutti, a Gigale a Formigola, o Lupe l'Agnello, o Gorbe a Olpe, e ci svelano il genio di La Fontaine. Sono popolate di malizia, bestie sentenziose di spirito pensiero, ci facciano vedere un panorama di passione umana. A sua perfezione e stile celebra l'unione di l'uomo e di natura e di cultura, di mancanze dell'uomo e a morale di un tesoro nazionale. Non c'è scritto nella letteratura francese che sia così tanto spartuto in l'educazione come in una coscienza collettiva che è vole di La Fontaine. Pezzi di bravura e per i scolari, per i commedianti, meditazione di un filosofo, ironia di un poeta, pezzi di rime spiritosi, sono una chiave della cultura francese e tutto ognuno conosce. A chi ti ha Igor, ci appartenenza. Creato alla Comédie Française, questo spettacolo era di una finezza rara. I spettatori erano incantati dai costumi e maschere, a musica, o gioco malizioso di attori, incantati anche della maniera di rigidità, di respirare desto, tra rispetto e gioventù che il regista americano ha saputo droit per mettere in scena e interpretare questo momento di letteratura francese. Allora, un'ora e mezzo di viaggio, folle conosciute o dimenticate, sfilano una dopo l'altra una vitezza scema, coi desti completi. Una commediante assai conosciuta, che è sociétaire de la Comédie Française, Christine Aversen, che era immantellata in negro e ci guidava in sto viaggio. E intorno a ella c'erano altri commedianti di un francese che presentavano esoggi e sferranti animali. Il primo animale è il leone innamorato, tamonto con i suoi gesti ritenuti, accoccolato da una gabbiana. E dopo, a Gigala, bugalizeglia tutto di verde, vestuta di betto a una formicola spiedata che staglia. Bulò, 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 bulò. O estiamme, con colto non ta scena per contarci les animaux malades de la peste, gli animali malati di abesta attaccano un balletto di tonalità tragica. Da Olpe a Retirosa, o gallo gonfio di piume, a Udubinciulu che calcidegia vestuta di una roba di seda grigia, tutti i vestiti fatti dalla tela di Comédie Française sono splendidi. Robert Wilson favorisedia il teatro gestuale con gesti epurati e balli gravi o saltigianti. Perché il lavoro non tawallo e diremmo il corpo è assai importante nel lavoro di Bob Wilson. E oggi dunque
i commedianti si facciano animali sinaurodio e maschere accentuano la dimensione simbolica di evole e di un messaggio universale. Da su sussurro o a leggertà, a volte si sframmette la crudeltà di un mondo. Ste vole piacciono a tutti, zidelli, sabiantone, nostalgici di a scuola o amadori di teatro. A ringraziarvi a tutti e vi dico alla prossima. Fatto un sogno d'università, in cui parlo universalità. E mi fatto un sogno d'università, temuci la pena.